pomeriggio amici di Sportisti, oggi la ottava giornata del campo di Serie C1, Girone A ci presenta la sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito. Le due squadre sono già pronte ad entrare in campo, ma si attende ancora qualche istante, qualche minuto. Dalle parti difensive si ritorna con Emanuele Fiorentino, che fa finta di scaricare sulla destra e si appoggia al numero 6, Tuzzolino, è stato capitano durante l'assenza di Tuve. Tuve, guarda la porta, cerca la conclusione, Cammicchia risponde subito sul primo palo. Fiorentino, Tuzzolino allo spazio, cerca il compagno, trova Giuliano e poi Cammicchia, due volte Giuliano e sbaglia tutto, poi Fiorentino abbastanza claudicante, calcio di punizione. Parisi, uno schema, Allegra, libera Voltaggio, con la sola, poi cerca la porta, Morvillo con la punta e poi quasi due passi, Parisi non riesce a spedire la palla in rete. Si gira Giuliano, mette ancora in mezzo, poi arriva Orchio, arriva qui Fiorentino che col sinistro non trova la porta. Voltaggio per Parisi, le finte, allarga, Allegra, si apparecchia e calcia! Ecco Allegra, ecco la conclusione da fuori ed ecco anche il gol dell'1-0, 0-0-1 per essere preciso, per Tuve e lui centrale adesso. Giuliano la controlla, lei finta, la mangia di Girona che cerca Tuve, lo trova ma non trova la porta, invece il numero 7, ma grande azione per volta, una magia, ha nascosto il pallone Giuliano, e fuori l'area Giuliano che arriva in spaccata ma non riesce a concludere, Pellitteri con la testa, poi Tuve, Tuzzolino può puntare l'uomo, Tuzzolino va sul sinistro, Cammicchia fa respinta, eccolo Tuve, il pareggio del capitano, fa 1-1. Grande conclusione da parte del solito Giovanni Tuzzolino. Randazzo la controlla, ecco il capitano, viene subito spinto via da Tuzzolino, riesce a passare Randazzo, magia per Parisi, anzi per Liparotti, chiedo scusa, ha chiamato uno schema infatti palla alta, cerca il colpo di testa addirittura, poi Giuliano apparecchia per Tuzzolino che qui col destro quasi una conclusione da calcio a 11. Poi si appoggia Morvillo, centrale, Parisi, controllo, le finte, salta Tuzzolino, Parisi! E poi respinta di Mazzola, magia di Parisi, che è pressato da Parisi e difatti sbaglia tutto. Poi si gira Allegra, lo spazio si allarga, Morvillo, palla al secondo palo! E ancora Allegra, che colpisce ancora una volta Mazzola ed è tap-in, 1-2 il risultato. Si ferma, ci pensa, ci ripensa, va giù Fiorentino, ma tutto regolamento di Torricara, Voltaggio, guarda la porta, Voltaggio, va al secondo palo, per Allegra, lei finta con la scivolata, Allegra ancora con l'esterno, e si divora forse il gol più semplice di oggi, Tuzzolino con il tacco molto elegante, si concede anche un piccolo dribbling, la scarica, Giuliano esce fuori benissimo, Giuliano, sa tutti, Giuliano, Cammicchia, che azione partita Giuliano che ha fatto una grande girata, portandosi poi sul proprio piede, poi Allegra ancora una volta con l'esterno e super Mazzola, adesso non c'è veramente un momento di pausa in questa partita, risultato sempre di 1-2, con entrambe le formazioni sono vicinissimo al gol, poi palla sul secondo palo Giuliano, super Cammicchia ancora, che palla perfetta, carica da Liparotti, adesso c'è Parisi che è più veloce, Parisi si autolancia, Parisi con la punta ma ha cercato il palo, una velocità impressionante quella di Francesco Parisi che aveva tagliato in due tutta la difesa, fa tempo ancora un altro cambio dentro la Palardo, fuori invece Morvillo, lo bianco aggancia molto bene, va sul destro, può cercare la porta e poi la tocca Cammicchia, fermato, poi il raddoppio con Voltaggio, toglie invece le castagne dal fuoco Tuzzolino, che favorisce Tuve davanti a porta, palla sul secondo palo ed eccolo il gol da parte di Lo Bianco, magia di Tuve che riesce a trovare sul secondo palo il compagno ed ecco il gol del pareggio, il gol del 2-2 di Lo Bianco. Dunque un cambio offensivo per Mister Miosi che non vuole lasciare nulla al caso, Tuzzolino le finte, Susiso cerca la porta e Tuzzolino è andato veramente vicinissimo al gol più che mai, Tuve, poi Tuzzolino allo spazio, centralmente Fiorentino, potrebbe allargare, ci pensa, salta tutti, Fiorentino! E poi con la punta è stato anticipato all'ultimo da un super Parisi. Centralmente Giuliano, Fiorentino allo spazio, cerca il palo di ritorno, Giuliano ancora, Fiorentino! E la palla termina fuori veramente per questione di centimetri, ha provato lo scavetto, ha provato il tocco sotto. Allegra mette tutti d'accordo, scaricando il pallone dalle parti di Morvillo. Può rientrare, trova l'inserimento di Voltaggio e con la punta per poco non
buca anche Mazzola, partita veramente incredibile, bellissima. Tuzzolino con il sinistro, Gammicchia blocca e poi cerca direttamente la porta, ma con questa azione termina la partita e finisce con il risultato di 2-2 la sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito.